Montagne di rifiuti smaltiti in modo illecito, centinaia di metri cubi di cemento che distruggono irrimediabilmente bellezze millenarie e mettono a rischio vite umane. La Sicilia è ancora in testa nei reati ambientali, preceduta in Italia solo dalla Campania. Un primato certificato anche quest'anno dal report Ecomafia 2018 di Legambiente, che raccoglie i dati dello scorso anno. La metà dei reati sono stati scoperti nelle 4 regioni a tradizionale insediamento mafioso, oltre a Sicilia e Campania, la Puglia e la Calabria. Nel 2017 quelli accertati sono stati 30.692, con un incremento del 18,6% rispetto all'anno precedente. Una media di 84 al giorno, più o meno 3,5 ogni ora. Illeciti in vari settori e tutti in aumento, ma questo è anche il merito dei maggiori controlli che permettono di individuare più che in passato. I reati più gravi si registrano nella gestione dei rifiuti e nell'abusivismo edilizio, dove la Sicilia è sempre in compagnia delle altre 3 regioni meridionali, ma siamo in assoluto al primo posto per gli incendi dolosi. E anche il ciclo illegale del cemento, l'abusivismo edilizio, appare in ripresa dopo anni di crisi del settore, parallela a quella dell'edilizia legale. 10 reati al giorno con 17.000 nuove case abusive costruite. E nel settore dei rifiuti Agrigento è la quarta provincia in Sicilia per numero di infrazioni accertate. Il report tiene conto del numero di denunce fatte dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto ai sensi del codice ambientale, che ha appunto trasformato in reati quelle che fino a non molto tempo fa erano solo violazioni amministrative. Stando ai dati di Legambiente, rispetto al settore del ciclo dei rifiuti in Sicilia, tra raccolta e smaltimento, a fronte di 366 infrazioni rilevate, 16 riguardano la provincia di Agrigento, ovvero il quarto dato in Sicilia. Invece, rispetto ai reati ambientali connessi al ciclo del calcestruzzo, la nostra è l'ultima provincia. L'Agrigentino si trova in coda con sole 3 infrazioni accertate, scaturenti da 4 diverse denunce.